Buongiorno a tutti, sono la dottoressa Riva, sono medico specialista in ostetricia e ginecologia, lavoro in azienda ospedaliera Università di Padova e oggi parleremo della ricerca di una gravidanza. Dovrei prepararmi alla gravidanza per una serie svariata di motivi. Uno di questi è per arrivare in condizioni di salute ottimali al momento del concepimento. Questo infatti mi permetterà di migliorare l'esito della gravidanza, di recuperare prima, dopo il parto, in quel periodo che definiamo puerperio, e in definitiva permetterà al mio neonato di guadagnare in salute. Forse voi non lo sapete, ma purtroppo ancora, seppure sono casi molto rari, si muore anche in Italia di complicanze legate alla gravidanza e al parto. Per questo motivo l'Istituto Superiore di Sanità ha attuato tutta una serie di migliorie all'assistenza, ma il messaggio che vi voglio lasciare è che è fondamentale il vostro contributo, il contributo della donna che arrivi in condizioni ottimali, proprio perché è la donna che permette una riduzione dei rischi intrinseci alla gravidanza appunto e al parto. E quindi se siete qui oggi a guardare questo video, a chiedervi come vi dovete preparare per una gravidanza, siete già sulla strada corretta. E allora come si definisce il periodo preconcezionale? Viene considerato come, diciamo, in maniera filosofica, quel periodo che dovrebbe iniziare dall'adolescenza e che mi porta fino al momento del concepimento. Ma tutti noi non possiamo considerare un lasso di tempo così lungo, anche se ovviamente le abitudini alimentari, di salute e di vita hanno un effetto su quello che poi è il concepimento, come abbiamo detto, ma per ragioni diciamo di praticità, poi consideriamo tutti e ci concentriamo su quei 3 mesi che vengono prima del momento del concepimento, cioè quando la cellula uovo viene fecondata dallo spermatozoo e si forma questa nuova vita che è l'embrione che andrà ad attecchire nell'utero. Ci sono dei punti, diciamo, fondamentali che è bene conoscere in questo periodo e seguire durante questi 3 mesi che vengono prima della gravidanza, che sono stati ben descritti anche da un'associazione americana molto famosa che si chiama CDC, che si preoccupa, diciamo, di controllare e prevenire le malattie. E pensate che al punto numero 1 consigliano proprio di pianificare la gravidanza. E che cosa vuol dire pianificare? Pensare a un'alimentazione corretta che preveda principalmente alimenti freschi e colorati, un'attività sportiva che sia di almeno 150 minuti a settimana, cercare di condurre una vita attiva il più possibile, che vuol dire anche a casa, al lavoro, non rimanere troppo seduti o in poltrona, ricordarsi di assumere l'acido folico in dosaggio di 400 microgrammi tutti i giorni, già dai 3 mesi prima della gravidanza e poi anche in tutto il primo trimestre, cercare di fare attenzione, di proteggersi dalle malattie a trasmissione sessuale e anche da tutte le altre infezioni. E come posso proteggermi dalle infezioni? Evitando in quei 3 mesi di stare vicino a persone malate o evitando di utilizzare, scambiare posate o alimenti con bambini piccoli che spesso sono vettori di infezioni che possono creare poi problemi nella fase preconcezionale o nelle prime settimane di gravidanza. O magari chiedere un aiuto al partner per quelle condizioni che potrebbero ancora essere dei veicoli, come ad esempio, pensiamo se abbiamo degli animali in casa, chiedere a lui che si occupi di questi. Dovremo controllare lo stato delle nostre vaccinazioni ed evitare chimici, sostanze chimiche o metalli pesanti, e dove li posso incontrare anche ad esempio nell'alimentazione. Pensiamo a alcuni tipi di pesce ad esempio che sono ricchi di metalli pesanti. Questo non vuol dire evitare di mangiare il tonno o ad esempio il pesce spada, ma semplicemente di ridurne la quantità. E poi ancora cercare di avere una vita il più regolare possibile, laddove sia fattibile, cercando di evitare le condizioni di stress, cercare di avere un ritmo sonno-veglia regolare, quindi di dormire le ore necessarie e di evitare anche tutte quelle sostanze che possono avere
degli effetti eccitanti, quindi ridurre l'utilizzo di caffeina, ridurre l'utilizzo di tè, abolire il fumo e ridurre, anzi eliminare l'alcol, perché noi non sappiamo qual è la dose minima che può produrre degli effetti il feto. Ultimo punto, non meno importante, è importante fare una valutazione ginecologica, possibilmente prima appunto di pianificare la gravidanza, per non avere poi sorprese quando la gravidanza è già avviata, quindi per controllare lo stato dell'apparato ginecologico, utero, ovaie, e di fare dei controlli se sappiamo di essere portatori di alcune patologie, in modo da arrivare al momento della gravidanza in condizioni controllate ottimali. Pensiamo ad esempio al diabete, quindi avere delle glicemie controllate, o altre patologie come l'asma, o ad esempio problemi legati al peso. È bene fare una dieta per arrivare in condizioni, come vi dicevo prima, ottimali al raggiungimento della gravidanza. Altre informazioni che vi voglio lasciare sono principalmente due, sono informazioni che spesso ci vengono chieste dai pazienti, che sono: ma dottoressa, per cercare questa gravidanza quanto devo cercare? Come devono essere questi rapporti? Bene, vanno concentrati nella parte centrale del ciclo mestruale, quando vediamo che il muco diventa più viscoso, più filante, e dovrebbero essere a giorni alterni. L'altra importante notizia che è bene sapere è che la fertilità ha un importante legame con il fattore tempo, cioè nella donna l'aumentare dell'età va a incidere negativamente sulla capacità di ottenere una gravidanza e anche di portarla a termine. E in particolare noi sappiamo che dal 35esimo anno di età questa capacità appunto di ottenere un bambino in braccio, diciamo noi, si riduce, fino a essere considerata completata, quindi terminata la fertilità, quando si raggiungono i 43 anni. Questo non vuol dire che i cicli smettono, ma sto parlando di fertilità, non di menopausa. La fertilità si arresta prima della menopausa, mediamente 7 anni prima. Quindi per le coppie che cercano bambini, il consiglio e il messaggio è di cercare di farlo quanto prima possibile. Per chi invece ha un'età più avanzata, il consiglio è di provarci per 6 mesi e poi rivolgersi a uno specialista per completare o iniziare un percorso che preveda degli accertamenti e capire se c'è qualche problema che si può appunto risolvere per poter poi avere questo bambino sano tra le braccia.